Il comitato spontaneo di Lampedusa, dopo aver raccolto le firme per la realizzazione di un ospedale sull'isola, aver chiesto il rispetto immediato dei livelli essenziali di assistenza a Lampedusa e Linosa e dopo aver chiesto la chiusura dell'hotspot, la fine dell'utilizzo di Lampedusa come piattaforma militarizzata per la gestione delle migrazioni, ha indetto una consultazione popolare sul tema delle migrazioni. Si potrà votare da lunedì 15 giugno a domenica 21 giugno in Piazza della Libertà dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20. Si voterà in maniera anonima a partire dai 16 anni in poi. Le schede saranno conservate in un'urna sigillata fino alla conclusione del periodo di voto. Lo spoglio avverrà a partire dalle 21:30 in Piazza della Libertà. La consultazione, dichiara il Comitato, ha come obiettivo quello di dar voce alla reale opinione degli abitanti di Lampedusa, cercando così di rompere l'immagine retorica e politicamente funzionale che negli anni è stata costruita intorno a quanto si verifica sull'isola. Non è nostra intenzione ignorare la gravità del problema migratorio, riteniamo però, continuano, che a partire dalla rivendicazione dei diritti e della serenità per i lampedusani possa iniziare un percorso di messa in discussione dell'intera governance delle migrazioni, superando così, concludono, le attuali normative nazionali ed europee, con particolare attenzione al tema dei diritti dei lavoratori comunitari ed extracomunitari.